chiamo Felana, faccio parte di un'associazione che si chiama Koinonia Madagascar. Questa associazione si trova a Fianarantsoa, una città a circa 400 km dalla capitale di Antananarivo, e poi con questa associazione segue 8 progetti e io sono la responsabile di progetto turismo responsabile. Ho fatto questa scelta per dare l'identità del mio popolo, anche per la sostenibilità delle cose culturali, anche ambientali. E poi io penso che anche questo tipo, la filosofia di turismo responsabile, anche può aiutare un paese ad economia debole come Madagascar. Due mesi fa ho fatto il viaggio in Italia. Questo viaggio, e spero che con questo viaggio posso anche allargare le nostre attività, anche avere qualche esperienza, qualche contatto, anche perché no, avere la possibilità di allargare anche i numeri di turisti che viene a visitare il nostro paese. Allora, Koinonia è un'associazione che è nata nel 2005, quindi 5 anni fa. Koinonia vuol dire comunità o fraternità. Piano piano è nato il progetto, tipo i piccoli indiani, che si occupa soprattutto dei ragazzi della strada, il progetto di salute che si occupa dei bambini sottopesi, il microcredito che noi anche possiamo chiamare la banca dei poveri. Questo è un progetto che può dare piccoli soldi ai poveri per poter aiutare a realizzare un piccolo progetto di queste genti. E poi viene altri progetti come l'ambiente, la cultura, l'artigianato, a falegnameria, anche il progetto della musica. Sono Heritiana, responsabile di un piccolo progetto a Madagascar. Questo progetto è un progetto ambientale. Noi abbiamo conservato le foreste con un'associazione locale, si chiama 3FT. E non è solo la protezione dell'ambiente che noi facciamo, anche noi sosteniamo l'attività agricoltura e ha fatto un mercato nel villaggio per sviluppare la dimensione sociale e anche economica di questo villaggio. L'ambiente è molto importante non solo per il nostro paese ma anche per tutti i paesi del mondo. Ha bisogno dell'ambiente per la sostenibilità della vita. Noi siamo un paese molto ricco a livello della cultura
Dico questo perché a Madagascar, i Malgaci, abbiamo 18 tribù, ogni tribù ha la sua cultura e il nostro percorso, abbiamo un percorso abbastanza ricchi per scoprire anche questa cultura che comincia da Tananarivo, passare a Antsirabe, Ambuscia, Fianarantsoa e andare un po' a visitare, vedere il mare di Manakara e poi tornare per fare la visita di un parco che si trova a Ranmafana e poi un altro parco a Ranwira e Tuleara. Questi paesi sono tutti diversi, molto divertenti, molto belli anche l'effetto anche di fare l'incontro dei gente sono molto importanti per noi. Devo ringraziare due organizzazioni. Prima la Favini, una grande azienda cartiera della regione Veneto, perché loro sostengono nostra attività in Madagascar. E secondo me devo ringraziare la cooperativa Olivoti per la loro ospitalità e ha fatto una bella esperienza con loro. Isika zay hanangane ndao hiaraka hanangona rovato fototry ny malagasy isika no hanangane fifanomezan-tanana hanaovana ny fototry ilay tanogasy. Fatto il bagno?